perso Ezio. Devo lavorare senza guanti, senza occhiali. Gli occhiali sono questi. Cos'è? Ma cosa vuoi? Quella è una spugnetta. Le spugnette Brasile? Certo, voglio vedere quanto ti metti. Per la doccia, Ezio. Quando va a farsi la doccia, esatto, quando è proprio tanto sporco usa quella. Calmo. Bentornati nel progetto Impavida, un lavoro titanico dove dobbiamo andare a realizzare l'allestimento per lo stand fieristico proprio per Birra Impavida. Dovremo realizzare un macello di prodotti tra cui un'insegna LED wall, delle lattine spillatrici e altre figate del genere. Ma il problema rimane sempre uno. Bene, mancano 34 giorni, 20 ore, 56 minuti e 17 secondi alla fiera e questo è il punto in cui siamo arrivati. Come avete visto, ieri abbiamo finito di tagliare i pezzi alla CNC, li abbiamo posizionati qua, è arrivata la nuova struttura della lattina LED wall, ci hanno portato un po' di materiali. L'obiettivo della giornata è fare svariati lavori. Il primo di tutti è andare a piallare a filo e spessore là dietro le tavole di rovere che abbiamo. Per farlo mi devo fare aiutare da Ezio. Nel pomeriggio poi andiamo con Gabri da Tecnomat a comprare del materiale sempre per la lattina LED wall, molto facilmente dei pannelli di legno poi da tagliare alla CNC. L'altra cosa da terminare è incollare le tavole di rovere. Se riusciamo a fare tutto questo di oggi più sistemazione e organizzazione delle solite robe, top gamma direi. Ok, arrivati a questo punto tutte le tavole sono state piallate a filo, abbiamo il bel angolo a 90 gradi preciso, poi dovremo piallare a spessore, ma prima dobbiamo andare da Bricoman. Mario? Dimmi. Pacchetti! Adesso vi faccio vedere che cosa ci è appena arrivato. Ma join to me. Allora, prima roba che ho preso è una fresa. Ma è possibile? Sei capovolata in terra. È già caduta. Ho preso una fresa a copiare da 6 mm elicoidale positiva negativa. Questo cosa vuol dire? Che come per le frese della CNC per fare le lettere, queste qua ci servono per copiare delle varie robe e avere comunque una finitura. Mi copro gli occhi. Vabbè, ve lo faccio vedere dopo. Ma che pacchetti che fanno? Ma perché non è RGB, vero? Spiega tu che cos'è. Allora, questa qua è una strip LED Cobb con alimentatore, telecomando. Con questa faremo l'insegna e la particolarità è che il fascio di luce è continuo. Molto bella, molto bella. Se ci piace più chiara, più calda, più fredda, più scura, media, se fa caldo, se fa freddo. Molto bella, ok. Ora proviamo. Le altre cose? Dovrebbero essere 3 seghe a nastro uguali. Queste qua sono le lame per la sega a nastro da metallo, quella. Ma se bisogna fare il reso. E lì, vediamo un po'. Questo è l'aspetto, molto carino, molto potente. Passiamo da 2.7, 3.2, 4.000, 5.000, 5.000, 5.000. Minchia, che roba. Bella. Mettiamo il link in descrizione per chi la volesse prendere. Siamo venuti un attimo da Tecnomat per prendere alcuni materiali che ci mancavano al volo. Dobbiamo prendere uno di questi pannelli qua, il compensato fenolico da 21 per fare la parte interna, la struttura interna della lattina LED wall, per dare un po' più di ciccia a tutto. Dobbiamo fare delle robe tagliate da CNC, per cui un pannello del genere che non è esteticamente bello lo utilizziamo perché non ci frega niente, ma ci frega solo che abbia un po' di ciccia. Mi sembra una scatola. Scatola lunga. Scatolino. Abbiamo perso Ezio. Ci ha detto non funzionano, qua ci sono solo pannelli ci sono solo pannelli brutti. Arrivo, tempo 2 secondi che eravamo là, sparito. Lo andiamo a chiamare al microfono. Eccolo là. Pronto? Così, avrei bisogno di un fenolico da 18 mm. Ne lavora qua? Neanche i cavalletti c'hanno qua, raga. Venuto per dei cavalletti alti, no, cavalletti altezza gallo. Tutti così. Abbiamo lavorato per terra. Tra l'altro devo andare a filmarti con il braccio tipo sopra la testa, perché se lo giro, aspetta, lo giro velocemente.
Mario, cosa ci manca ancora? Allora, pannello preso, attacchi del compressore, bisogna andarli a prendere, degli occhiali, dei guanti che hai scritto tu che vuoi dei guanti e degli occhiali. Posso volere dei guanti e degli occhiali? Devo lavorare senza guanti e senza occhiali? E i DPI. Gli DPI. occhiali sono questi. A tapparella. Guanti, perché giustamente non hai una taglia 11 come me. Esatto. Degli attacchi M10 per delle gambe e delle ciabatte barra prolunghe. Questo può essere un... Grazie mille. Hai trovati i guantini? Come Babbo Natale. I guantini da bambino, taglia 8. Trovati, tagliamo. E molto importante, commentate con queste emoji per obbligare Mario ad acquistare un sistema di riscaldamento per il laboratorio. No, per il lab non ci vuole niente, perché se uno lavorasse si scalda e quindi non ha bisogno di... Io lavoro con la testa. Sì. Io lavoro con la testa. Allora, pannello l'abbiamo preso, attacchi compressore l'ho preso, occhiali, guanti presi, gli attacchi M10 per il tavolino, chi se ne frega, è roba per mio papà, lo andiamo a prendere dall'altra parte. Prolunghe, prolunghette, ciabatte, ciabattine, prese. Andiamo. Cos'è? Ma cosa vuoi? Quella è una spugnetta. Le spugnette Brasile. Certo, voglio vedere quanto ti metti. Per la doccia, Ezio, quando va a farsi la doccia, esatto, quando è proprio tanto sporco usa quella. Perché? Io sto andando piano. Grazie, guarda cosa ti ho preso poi. Le calamettine per saldare sulla lamiera della lattina. Belle. Pesa grossa oggi, eh? Beh, oddio, indispensabile. Non è che abbiamo fatto i soldi ancora, Era ironico. Lascia stare, tanto a te l'ironia proprio. Calmo. Ok raga, lavorazione iniziata. Il lavoro che dobbiamo andare a fare qua è il seguente. Scusate l'audio! Qui dobbiamo andare a ritagliare un cerchio del genere. Questo cerchio andrà all'interno della lattina Ledwall. Adesso abbiamo già cominciato a wrapparla per vedere come sta con la struttura nuova che è arrivata ieri. Però quei cerchi lì dobbiamo farne 3, andranno all'interno della lattina per dare struttura poi a tutto il sistema che la terrà inclinata alto da terra. E anche quando arriveremo a quel punto lì è veramente un gran cazzo. Ragazzoni, allora, punto della giornata, abbiamo struttura della lattina Ledwall con tutti i pezzi tagliati, sia questi qua rotondi, ok, per fare la struttura interna, sia quegli altri da fissarli. Abbiamo qua appoggiato, come vedete, il rovere piallato solamente a filo, non abbiamo fatto in tempo oggi a terminare anche il resto, quindi la giornata finisce qua, anche perché sono le 22:17. Casino non ne possiamo fare, ci vediamo domani.